Verranno effettuate nei prossimi giorni le perizie tecniche sul minibus precipitato nella scarpata giovedì con a bordo una comitiva di anziani di Mogliano e Spinea in gita alle valli di Comacchio. Il conducente è risultato negativo all'alcol test. Di primi accertamenti portano ad ipotizzare come più probabile causa della terribile sbandata che ha fatto finire fuori strada al mezzo un guasto meccanico. Saranno comunque gli accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria a stabilire con certezza cosa esattamente sia successo. Quel che è certo è che nonostante le 21 persone rimaste ferite, una in maniera grave, l'incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben più tragiche. Fortunatamente il pulmino viaggiava a velocità molto bassa nella strada arginale stretta e con molte curve. I testimoni dell'altro minibus che lo precedeva, tutti della comitiva di 68 persone della gita organizzata dall'Università della Terza Età di Mogliano, l'hanno visto improvvisamente sbandare verso destra, le ruote sono finite sul ciglio e poi il mezzo è finito giù nella scarpata, ribaltandosi. Nell'impatto i vetri si sono infranti, permettendo a molti passeggeri di uscire. 21 sono comunque rimasti feriti e ricoverati negli ospedali di Ferrara e Cona. La maggior parte degli anziani feriti, dopo un periodo di osservazione, è già stata dimessa. 2 donne sono ancora all'ospedale. Una, la passeggera che ha riportato le lesioni più serie, dovrà ora subire un delicato intervento chirurgico. Intanto si attende il risultato dell'inchiesta. Il pulmino della Auriga Tour di Spinea era stato sottoposto a revisione un mese fa.